Finanza che nomina il commissario per l'emergenza rifiuti, il presidente della regione che vi parla in questo caso, prevede che il piano dei rifiuti deve ottenere l'intesa della protezione civile e poi sottoposto all'approvazione del ministro dell'ambiente. Quindi la protezione civile in questa prima fase non boccia e non promuove, esprime o meno un'intesa. Benissimo, piuttosto che esprimere un'intesa negativa, una non intesa e quindi portare a delle modifiche che devono essere concordate e soprattutto condivise e volute da noi, si sta lavorando, diciamo, attorno a un tavolo perché questo piano venga modificato compatibilmente con quelli che sono ovviamente gli assi portanti del piano rifiuti, che dicono differenziata fino, per carità, alla eliminazione per termovalorizzazione, che può avvenire, come ben sappiamo, con le cementerie o la produzione di energia termoelettrica, appunto termica, o con le nuove tecnologie, purché sicure per la salute dell'uomo, e purché, mi auguro, compatibilmente con le esigenze di carattere imprenditoriale e finanziario, con una localizzazione di eventuali apparecchiature che non siano distanti dal luogo di produzione. Oggi si parla, ne ho sentite tante, non sono io a vagliarle, ma ci sono i tecnici e ne abbiamo di eccellenti, addirittura di un sistema di differenziazione o di produzione, di conversione del rifiuto a casa di ciascuna famiglia, quindi figuriamoci. Ecco, alla luce di questo e del fatto che su questi assi portanti si possano concordare, come è giusto che sia, con la protezione civile, che ha una grande esperienza in materia, col Ministero dell'Ambiente, che ha fior di tecnici, tutte le soluzioni che naturalmente servano al nostro territorio, perché no? Stiamo lavorando per questo. E sia l'assessore prefetto Marino che i suoi collaboratori più stretti, da ieri, sono a Roma per addivenire, per carità, a una conclusione che sia proficua per la Sicilia e che veda insieme, d'accordo, governo nazionale e governo regionale. Entro fine mese dovrebbe essere varato il piano del sud, per il sud. Cosa deve aspettarsi la Sicilia? Mi auguro che si aspetti, anzi, che ci siano cose concrete. Temo che questo piano per il sud, ammesso che questo governo in carica, come dire, abbia la condizione della sua esistenza per il futuro, per poterlo realizzare, che preveda cose concrete. Parole, fantasie, voli pindarici e quant'altro credo che hanno caratterizzato le politiche dei governi, non solo di questo, rispetto al sud e alla Sicilia, laddove a fronte di grande fantasia, esercizio dei sogni e quant'altro, purtroppo sotto gli occhi nostri, insieme ai nostri errori ed omissioni, ci sono iniziative quantomeno deludenti rispetto alle aspettative del Mezzogiorno.